La Lega è stata messa a KO dalle vicende di Belsito e dei Diamanti, oggi è in difficoltà come tutti i partiti italiani. Questa è la teoria del segretario veneto del Carroccio sul crollo del suo partito alle comunali. Comunque il risultato non è che sia un risultato pesante, perché sia in provincia di Treviso che in altre province del Veneto la Lega è o al ballottaggio con i suoi candidati o al ballottaggio a sostegno di altri candidati, e quindi in realtà, ripeto, in una situazione di difficoltà generale per tutti i partiti poteva anche andare peggio. Peggio di così pare difficile. A Treviso, 5 anni fa il candidato della Lega Gobbo vinse al primo turno. Quello di oggi Gentilini va al ballottaggio, soprattutto grazie alla lista che porta il suo nome, e dovrà inseguire Giovanni Manildo del PD che è avanti di 9 punti. La colpa è sempre degli altri. Gentilini, se ci fosse un centrodestra unita, perché i voti di Zanetti sono chiaramente ascrivibili all'area del centrodestra, sarebbe il 45%. E quindi di fatto a Treviso oggi per il ballottaggio ce la si gioca alla pari. Credo che comunque siano mancati o quantomeno siano divisi i voti dei partiti tradizionali di centrodestra, cioè parlo del PDL in special modo e la Lega notevolmente ridimensionata. A Vicenza la lista civica di Manuela Dallago ha preso più voti della Lega Nord, precipitata al 4,6%. È successo così in quasi tutti i comuni veneti in cui le civiche erano apparentate col Carroccio. Ma questo è un consenso su un progetto, cioè c'è un'idea di buona amministrazione e oggi i cittadini votano per la buona amministrazione. Non è un consenso sugli uomini? E beh, è chiaro che dopo devi avere Più che sul anche, progetto Lega? devi avere il progetto buono, perché devi avere le buone idee e le persone giuste. Se mancano o le buone idee o le persone, è chiaro che sono due componenti che devono esserci entrambe. A Treviso il più esperto Giampaolo Gobbo confida nella vittoria di Gentilini, in quanto al progetto della Lega parla al passato. È stata una caduta che ha praticamente messo in ginocchio tutto quello che era quella speranza di federalismo e di autonomismo che portava avanti proprio il nostro movimento da tanti anni.